Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa dei Retti. A tutti buon ascolto e buona visione. Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra al sassofono blu, ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesia. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo tempo. Una sera incontro un ragazzo gentile, lui era sera dal lampo e guardarlo era quasi uno shock. E tornando, 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 e tornando a casa. Tra le stelle accese e scoprirà l'amore, l'amore disperato. Dopo quella volta lei lo perse di vista. Disperata lo aspetta ogni sera sassofono blu. Una serata brutale stava piangendo, quella sera il telefono squillò come un gallo. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando. Sembra un angelo caduto dal cielo. Quando si incontrano toccarsi è proprio uno show. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando forte. Lei ballerà tra le stelle accese e scoprirà l'amore, l'amore. Tutti! Buonasera, buonasera a tutti! Che inizio rock, direi quasi hard rock. Ciao Amedeo! Sto caldo. Ciao Enrico, Hai visto? buonasera a tutti, buonasera. Quanta pioggia oggi a Luserna! Chi lo sa Perché quanto? l'altra settimana Abbiamo cantato scende la pioggia, poi è sceso in ritardo. non smette più. Il problema è che non smette più. Meno male, meno male. Buonasera amici a casa e benvenuti. Ricordiamo il numero per essere partecipi con noi di questa trasmissione di quest'ora in diretta al 348 80 40 254. Ciao Amedeo, benvenuto. Dobbiamo benvenuto a te. fare un applauso a Fabrizio in regia. Buon lavoro Fabrizio. Oggi Sicuramente il nostro... esatto, un applauso. Però volevo salutare gli amici nostri dall'altra parte del mondo. Salutiamoli subito. Assolutamente, ci vuole.
Quindi ci seguono dal Messico, Cuba e Miami. Quindi ciao Messico, ciao Cuba, ciao Miami e ciao Italia. Noi siamo qua tutte le sere, cioè lui è qua tutte le sere. Diciamo anche ciao Italia, perché in Italia si ascoltano anche sono quelli in che ci tanti, tengono di più praticamente. Esatto. Senti Amedeo, Dimmi, caro. Ormai fai parte di Casa Peretti da un mese e mezzo circa, però non ti ho mai chiesto un po' di te. Tu da quanti anni è che canti? Se fai così mi fai diventare molto più vecchio. No, vabbè, canto quando ero ragazzino, dai. Da quando eri sì, esatto. Ma la prima canzone che hai cantato? La prima canzone che ho cantato, una serie di maggio. E cioè era maggio? Non era maggio, era un matrimonio, io lavoravo con mio padre. Scusami, ti ho detto, la prima canzone mi hai detto una sera di maggio. Una serie di maggio. No, qual è il titolo? Il titolo della canzone. Al titolo? La serie di maggio, forse poteva essere agosto, non lo so. Cioè, tu hai cantato una sera di maggio ad agosto. Esatto, ad agosto, molto bene. Se era maggio cantavi una sera d'agosto. Che te fossi, no? Andiamo avanti con la musica, con un brano riarrangiato dal nostro maestro Amedeo, con una sua base, una sua creazione, una canzone che ve lo dico a fa, giusto? Ascoltatela, capirete. È un testo pazzesco. Di sicuro è un brano di quelli che nella vita prima o poi l'abbiamo cantato, anzi l'avete cantato o mal che vada fischiettato. Quindi se l'avete solo fischiettato è il momento di cantarlo con noi. Questo piccolo grande amore. Eccola qua. Arrangiamento nostro Amedeo. Stanno già arrivando dei messaggi dal Messico, Hola amigos! Quella sua maglietta fina, tanto stretta al punto che mi immaginavo tutto. E quell'aria da bambina che non gliel'ho detto mai, ma io ci andavo matto. E chiare sere d'estate, mari e giochi dei fatti, la paura e la voglia di essere nudi, un bacio a labbra salate, un fuoco, quattro risate, far l'amore giù a far. Ti amo davvero, ti amo, lo giuro, ti amo davvero. E lei mi guardava con sospetto, poi mi sorrideva e mi teneva stretto, stretto. Ed io non ho mai capito niente, visto che oramai non me lo levo dalla mente. Tutti! Che lei era un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, niente più di questo, niente più. Di più a casa, vai! Mi manca da morire questo piccolo grande amore, adesso che saprei cosa dire, adesso che saprei cosa fare, adesso che Voglio un piccolo grande amore. Canzoni che hanno fatto innamorare intere generazioni, hanno fatto procreare con questi brani. Siamo arrivati a 60.000 italiani. Grazie a Baglioni. Dai, vabbè, dai, vai. Quella camminata strana, pure in mezzo a chissà che l'avrei riconosciuta. Mi diceva sei una frana, ma io questa cosa qui mica l'ho mai creduta. E lunghe corse affannate incontro a stelle cadute, mani sempre più ansiose, le cose proibite, le canzoni stonate, urlate al cielo lassù, chi arriva prima a quel blu
non sono sicuro se ti amo davvero, non sono sicuro. E lei tutto ad un tratto non parlava, ma le si leggeva chiaro in faccia che soffriva. Ed io non lo so quant'è che ho pianto, solamente adesso me ne sto rendendo conto che lei era un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, niente più di questo, niente più. Mi manca da morire questo piccolo grande amore, adesso che saprei cosa dire, adesso che saprei cosa fare, adesso che voglio un piccolo grande amore. Tu nella vita l'hai conosciuto il tuo piccolo grande amore? Ormai un po' di anni fa. Lo vogliamo salutare? Anzi, la vogliamo salutare? Allora saluto mia moglie Oh, come si chiama tua moglie? Patrizia. Anche ieri mi hai detto che si chiamava Patrizia. Forse te lo dirò anche domani. Anche, non è che vabbè. Non Ciao è- Patrizia! Ecco lei che si filma Patti 60 Patti 60, ciao! Comunque complimenti, e che ci ha gran bella chiesto la scelta. settimana scorsa goodbye, ma proprio goodbye, che devi mettermi in programma la prossima La settimana. prossima, sì, perché non avevo la base. Non abbiamo questo- trovato non avevo trovato la base. esatto. Comunque sia, molto bene. 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi, per le vostre foto in diretta, se volete salutare Amedeo, se volete una richiesta. Se A volete proposito- invitarci a cena, non so, vedete voi, soprattutto, se volete invitarci a cena, noi veniamo con un mandolino, una chitarra, vi facciamo anche a serenata, no? Vabbè, a parte tutto. A proposito di richieste, so che è arrivata Tu sì una cosa grande ieri, proprio una dedica, una richiesta, devi cantarla tu, quindi arriverà. Nel secondo tempo, amici, l'abbiamo anche provata, una bellissima interpretazione, una bellissima... È stata fatta specifica ieri sera, ci siamo impegnati tantissimo da ieri a oggi per cercare di farla e credo Esatto. che venga bene, assolutamente. Beh, il primo tempo direi che la parola che collega tutte le canzoni è proprio amore. Abbiamo iniziato con Amore disperato. Questo Sembra un piccolo angelo grande caduto amore, dal esatto, cielo. puoi Poi capire. questo piccolo grande amore. E adesso però nella vita Ci sono anche qui, ci sono. ci sono momenti in cui l'amore viene messo in dubbio. Esatto. Enrico Ruggeri ha scritto un testo per Fiorella Mannoia qualche anno fa, molto particolare, dove parla proprio di questo, dei dubbi che si possono creare in un amore. Ed è questa qua. Se una mattina io mi accorgessi che con l'alba sei partita con le tue valigie verso un'altra vita, riempirei di meraviglia la città, ma forse dopo un po' prenderei ad organizzarmi l'esistenza, mi convincerei che posso farne senza, chiamerei gli amici con curiosità e me ne andrei da qua, cambierei tutte le opinioni e brucerei le foto con nuove convinzioni, mi condizionerei, forse ringiovanirei e comunque ne uscirei, non so quando, non so come, ma se domani io
mi accorgessi che ci stiamo sopportando e capissi che non stiamo più parlando. Ti guardassi e non ti conoscessi più, io dipingerei di colori i muri, le stelle sul soffitto. Ti direi le cose che non ho mai detto. Che pericolo la quotidianità e la tranquillità. Dove sei? Come vivi dentro? C'è sempre il sentimento nel tuo parlare piano e mano nella mano c'è la voglia di tenere la tua mano nella mia. È un pericolo la quotidianità in tutte le coppie, anche quelle più che si credono più forti, indistruttibili, invulnerabili. E la quotidianità è difficile, Ci va fantasia, ci va rispetto, ci vanno battute, ci vanno scherzi, perché un amore possa andare sempre oltre qualsiasi cosa. Vero? Io vorrei dire una cosa molto importante invece, cioè è vero che comunque ci vuole tutto questo, però ci vuole anche un po' di sopportazione, cioè nel senso che tu sopporti me, io sopporto te, tu accetti le mie, io accetto le tue cose. E solo così potete arrivare L'amore deve essere reciproco e la sopportazione, non la sopportazione, il compromesso nell'amore, ecco, bisogna capire anche quello, bisogna avere questa considerazione. Si comprende quello che si vuole fare, ma si fa sempre in due. Te capì, Amedeo? E infatti così uno può arrivare a traguardi enormi, esatto, come sì. 48 anni di matrimonio. 46. 46? 46? No, Fai un po' un calcolo, se fra 2 anni fate 50. Hai detto? No, 50. 50. Vabbè, guarda, facciamo così. Vai, pubblicità. Pubblicità. Mamma mia. Prima che rovino qualcosa, pubblicità. Ieri, Amedeo, sono stato, dopo la puntata di Casa Peretti, a Campiglione Fenile. Sai dov'è Campiglione Fenile? Sì, non so. Amici a casa lo sapete dov'è Campiglione Fenile? No male, quindi informatevi perché hanno fatto una settimana di grande festa. Ieri c'era Matteo Tarantino, questa sera c'è Sonia De Castelli e ho avuto modo di incontrare il sindaco. E visto che io quando incontro un sindaco è più forte di me, devo intervistarlo, non avevo microfoni, non avevo niente, ho preso il telefonino. Sindaco, facciamo 2 domande, 2 immagini e mando in onda in Casa Peretti. È simpaticissimo il sindaco, bravo sindaco, brava tutta la Proloco di Campiglione che sono riusciti ad organizzare un evento enorme. Andiamo a vedere qualche immagine. Vai Fabrizio. Amici di Casa Peretti, mi trovo a Campiglione col sindaco di Campiglione. Buonasera sindaco, ma che festa è? Una grande festa. Campiglione ha dato dimostrazione di avere un gruppo di proloco di volontari splendidi che sono riusciti a fare la festa come si è ripartiti alla grande, veramente alla grande dopo il Covid. Complimenti. Una grande partenza, grandi eventi. Questa sera Matteo Tarantino, domani Sonia De Castelli. Cioè, ragazzi, complimenti le facciamo noi a voi. Tanta roba, veramente tanta roba. Andiamo a vedere qualche immagine della festa. Grazie sindaco. Grazie a voi. Questo vento d'estate saranno le nostre risate. L'alba cancella la luna, di stelle ce n'è solo una, il mare è una tavola blu. Di te. Amedeo, c'è poco da fare. Io quando incontro un sindaco è più forte di me. Proprio sindaci all'ascolto, quando mi vedete o scappate o vi fate intervistare, perché 2 solo. È giusto così, è giusto. Il sindaco deve rendersi conto di quello che si fa. È importante anche per il paese stesso che il sindaco sappia come funziona.
Beh, certo. E anche da noi il sindaco sa quello che come funziona da noi. Un abbraccio al nostro Duilio che sta facendo Ci un mancherebbe. ottimo lavoro. Il nostro, devo dire il che nostro primo tifoso, se non vado errato. il nostro primo tifoso, soprattutto perché io e Medeo Assolutamente. facciamo parte del Prolocco di Luserna, ma questi tutto sommato sono affari nostri. Andiamo avanti invece con gli affari loro, le loro richieste, perché Sicuramente. per Lore e Beppe, arrivata ieri, tu sì una cosa grande per voi. Ti creo anche un'atmosfera Ma- molto soft, eh? Sì. Tutta per loro. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda me, non mi mora così, vada a te. Volia sapere una cosa da te, perché quando ti guarda così, sicuro tu ti senti morire, non mi dice e non mi fai capire, ma perché? E dille una volta sola, se tu dopo stai tremando, e dille che amavo bene, con mia, voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non hai già avuto mai, non bene così grande. 'Diciamo che questa è una canzone che chiunque può dedicare alla propria donna. Tu sei una cosa grande, Sì, o no? averla una donna. Vabbè, dai, col tempo magari, non so, succederà. ...348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi in diretta televisiva qui con Amedeo. Mandateci messaggi, mandateci anche i messaggi. Anche certo. E dille una volta sola, sì pure tu stai tremando. E dille che amo bene, con mia, voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non hai già avuto mai, non bene così grande, così grande.
così grande. Grazie Amedeo. Grazie a lei, Si è signor sentita Peretti. tutta Grazie. Bellissima. la tua partecipazione in questo È un bel brano, poi brano. era dedicato, ragione per cui Beppe Lora. Adesso però senti Amedeo, tu lo sai che io ho una passione sfrenata, ma proprio sfrenata. Ok, buonasera a tutti, grazie. No, resta qui, resta qui. Alla prossima. Dove vai? Vieni qua, perché lo sai che io ogni volta che vengo a sentirti cantare in giro, Lo so che ogni volta c'ho sta croce sulle spalle. io della ti vita. richiedo un brano che non mi sono ancora osato chiederti in casa Peretti, ma In questa casa sera Peretti, però, lo fo, te lo chiedo. Sei pronto? Ok, tutto a posto, dai, vai. Dai, è un brano che a casa lo canteranno di sicuro tutti. È un brano che ha lanciato. Personalmente penso i meridionali di conseguenza tutti per forza, però molti sono anche amanti come te. Ah, certo, non è che Gigi D'Alessio Sì, lo sono ascoltano tutti, sì. solo i meridionali. Io Assolutamente, lo ascolto, ci lo apprezzo, mi piace. E se parliamo di questa canzone, che è stata la canzone che forse l'ha lanciato, no? È Sì. stato è ancora uno dei suoi cavalli di Ha battaglia. il nome di una mia sorella, Anna. E allora, Anna per Re. voi, per la prima volta qui in Casa Peretti, un brano di Gigi D'Alessio in napoletano, Anna Re. Bellissimo. Che coraggio che tengo ti chiamo ancora. Sono la voce che ti ha lasciata ieri, che ti cerca una mano per parlare. Se tu non me l'hai mai scordata, fatta già una milione di volte, e stasera ti dice una casa mia. Incazzavo ogni volta che dicevi, si dispone sarà più bella ancora, disponibile non so che la. Casi tu lo prometto cuore, era tutto l'intera sera, e per queste cose per detto a te. Anna Re, non mi hai fatta sta lontana da te. Ma che conferenza sei pigliato tempo e ci avrei sbattuto. Anna Re, soltanto tu sei tale qua a te. Voglio ancora tremmi paura, si sta in scura, toccando mi faccia mia prima sposa. Tanto saccia vai pazza per me, dimmi solo la doccia ma per lei, sta faga non viene Anna Re. No, quando saccia non è la verità, ogni ora canata c'è sta. Io voglio stare solamente con te, perché quando tu stivi con me, una che le chiamava Anna Re. Io sto aspettando soltanto di sapere se tutta che ti posso vedere. Adesso faccio come nei concerti. Anna Re, ci sembra tu. Stiamo nello studio, vince ancora contro quello che già sapeva, non passava nemmeno come a te. Si cercava per dentro cuore, una volta me ne cacciava, mi scordava che la porta sei solo tu. Anna Re, che mi hai fatta sta lontana da te. Ma che conferenza si è pigliato tempo e ci avrei sbattuto. Anna Re, soltanto tu sei tale quale a te. Voglio ancora e mi paura, si sta in scura, toccando non faccia mia prima sposa. Tanto staccia vai pazza per me, dimmi sulla doccia ma per lei, sta paga non viene Anna Re. No, quando saccio non è la verità, il mio bel canale c'è sta. Io voglio stare solamente con te, perché quando
da tu stime con me, una che ne chiama mandare. Io ascoltato di sapere, ci tuttate te possa vedere. Gigi D'Alessio, alla voce Amedeo. Che bella sta canzone, ragazzi. Dedicata a Enrico. Si più tardi te posso vedere. Faccio io, aspetta. Faccio provare. Ci ho provato. Era facile la mia parte, era molto facile la mia parte. Oh, ma prima o poi me lo insegni, il napoletano, perché mi piace molto. Poi, non c'è problema. poi ogni volta che sento questa canzone io mi trasporto al Pala Olimpico di Torino. Lui l'ha fatta solo pianoforte, voce, e c'erano non so quante migliaia di persone che gli facevano il coro. C'era un'onda emozionale dei suoi fans, che anche per chi magari, io ho portato una fidanzatina, senti, accompagnami da Gigi, ma non mi piace, accompagnami, e lei è rimasta così, però ragazzi, la canzone è bella. la canzone è bella, lui è molto bravo. Sarà una Ragazzi, storia vera. 20 e 37 minuti, abbiamo ancora il tempo di un brano. I messaggi, mi raccomando, 348 80 40 254, andiamo a leggere nel terzo tempo. E adesso la canzone che prima l'avete cantata tutti, questa invece l'avete di sicuro suonata, perché è una delle prime che si impara. Dai, tutti con noi. Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse. Vamos, insieme! E la cantina buia dove noi respiravamo piano, e le tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, 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 dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventare quel che sei. Che importa tanto, tu non me lo dirai purtroppo. Ma ti ricordi l'acqua verde e noi, le rocce bianco e il fondo? Di che colore sono gli occhi tuoi? Se me lo chiedi non rispondo. Dai, insieme! Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Na, 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 na. 348 80 40 254, il numero per i vostri messaggi, fatevi sentire, forza, tutti, tutti! Con un pezzettino regia, dai, chiudiamo questa canzone e poi lanciamo la pubblicità. Ma ti ricordi le onde grandi e noi, gli sbruzzi e le tue risa? Cos'è rimasto in fondo agli occhi tuoi? La fiamma è spenta o accesa?
grazie. Scusami del ritardo, ma volevo finire la canzone. Pubblicità, 3 minuti, torniamo qua con tutti i vostri messaggi. Pubblicità. Sei d'accordo? Pubblicità, io sono qua. Lui è qua, io are. E lui là. Pubblicità. Bentornati in quest'ultima parte di Casa Peretti dedicata a voi, dove voi siete i protagonisti col vostro cellulare, con le vostre idee, con i vostri messaggi. 348 80 40 254. Ecco tutti quelli che sono arrivati finora. Vai Fabrizio. Anche dalla nostra residenza estiva non ci perdiamo l'appuntamento fisso. Ha messo il televisore fuori dal camper. Bravo Amedeo. E ovviamente tu Enrico. Grazie Tino, grazie. Hai visto? Grazie ragazzi. C'è tutta la pineta del lago di Viverone che ci sta ascoltando. Salutiamo tutta Viverone, viva il lago. Ciao Enrico, siamo Paolo e Bruno. Potresti fare questa dedica al mio amore più grande? Ci vorrebbe il mare. Bellissima, di Marco Masini, dedicata da Paola a Bruno. Guarda, domani sera prometto che te la metto in onda. Ci vorrebbe il mare. Con tanto di dedica, eh. Un abbraccio da Tati e Kevin. Ciao Tati, ciao Kevin. Che belli che siete. In ogni colore dell'arcobaleno compare Casa Peretti, perché ci dà tanta felicità con le loro canzoni meravigliose. Baci arcobaleno Dani. Ciao, grazie Dani. Baci arcobaleno, pieni di colore. Wow, che bello. Ciao Enrico, ciao a tutti. Gli dedichi a mia moglie Michela, che l'amo tantissimo, la canzone Tanta voglia di lei dei Pooh, alla mia adorata mogliettina da parte di suo maritone Gianni da Torino. Ciao, altra canzone che manderò in onda domani qui dal vivo dalle 20 alle 21. Ne abbiamo già 2 che io adoro. Ci vorrebbe il mare, tanta voglia di lei. Domani iniziamo alla grande la puntata. Buon inizio di canzoni. Ciao da Elena. Ciao Elena, grazie. Ciao Elena. Maxi. Vi mando un grande saluto al Messico, specialmente da Amedeo e a Fabrizio in regia. Fabrizio. Ah, già, giusto, ha ragione. Siete grandi ragazzi, grazie Casa Peretti. Siete gentilissimi. Fabrizio, ti salutano dal Messico, hai capito? Forza Amedeo, forza Enrico, Tino e Betta. Forza Tino, forza Betta, forza Juve. Ciao a tutti, grazie. Vi voglio bene. Saluti da Messico per Amadeus, sua nipote messicana, lei da te di vicino, giusto, hai ragione. Ti ringrazio, ciao cara. Questi sono tutti. Scusami, aspetta, com'è che si dice? Aleida Tello di vicino. Wow. Esatto. Ciao Aleida, ciao, grazie. Aleida Tello di vicino, cognome di mia moglie. Buonasera a voi cari signori, da parte di Milena. Buonasera anche a te Milena. Grazie. Grazie mille. Grande Enrico D'Amedeo, nonostante il diluvio e le tenebre. Un abbraccio da Polissina e Germano. Anche questo è bello perché c'è una bella giornata oggi. Bravissimi e fantastici ragazzi di Casa Peretti, come tutte le sere, pronti a seguirvi. Mando un grande bacio al mio amore Gianni Michela. Hai capito? Prima ha scritto Gianni per Michela, adesso Michela per Gianni. Ma che bello che usate la nostra trasmissione. Questo è il piccolo grande amore, hai visto cosa ha fatto? Cosa? Come contatto. Ciao Enrico, buonasera Amedeo. Ieri sera abbiamo saltato la puntata perché ho portato Rebecca sull'altalena e scivolo bene, ma stasera siamo qua. Ciao Rebecca, buona serata. Max76, viva gli scivoli e le altalene, viva viva i bimbi che giocano ancora, non col cellulare in mano, bravi. La base di questo piccolo grande amore è un piccolo grande capolavoro. Amedeo, me lo hai spoilerato al beat giovedì sera. Grazie mille per avermi fatto cantare per primo, onorato della tua stima. Bravo anche Enrico, le canzoni di Ruggeri di ieri mi è rimasta in testa nella notte. Scovi sempre delle grandi rarità. Ma grazie Cristian, ma non piango più. Non è proprio una rarità di Ruggeri, secondo me. Grazie Cristian. È un gran bel brano. Bravi sempre di più. Sapete che vi stanno seguendo anche dall'Inghilterra. Ma va? Wow, good morning. No, non è good morning. Com'è? Un caro saluto al mio carissimo amico Amedeo, il tuo umile collega da Napoli. Ciao Pietro. Ciao Pietro, grazie. Da Napoli, ma da Napoli o Napoli? Vabbè, l'amore, l'energia che muove il mondo. A come Amedeo, E come Enrico, G come grazie. Ma quante ne so, bacio mitici, grazie, ciao Total Black. Grazie ragazzi, ciao. grazie. Ciao Enrico, mitica serata, bravo anche il tuo ospite. Ti seguo dal primo giorno di 2 anni fa
bravi. Un salutone a tutti, grazie, ma Non sappiamo chi sei. è. Comunque ugualmente per chi che sia, bravi lo stesso e grazie assolutamente. Ci segue da 500 puntate Amedeo. Amedeo, un saluto e la prossima volta devi cantare Gianni Celeste, io ti vorrei. Saluto a te Amedeo ed Enrico Cataldo. Ti dico che me l'ho segnata, mi sono dimenticato, sai? Vabbè, capita, ma la faremo la prossima noi siamo settimana. sempre qua. Complimenti Enrico, tu non m'annoi mai, sei grande, Rosalba, e sono Grazie. contento che non ti annoi. No, una bella. Con noi non ti annoi, vedi? Potrebbe essere uno slogan. Forse parlava della canzone che hai fatto che cantava. Quale? Che la Mannoia. Ah, ma no, mamma mia. Probabilmente, ho fatto una Scusami, specie ma- di rima, probabilmente. Non c'ero arrivato. Grazie per le bellissime canzoni che ci regalate. Bravi Enrica. Grazie Ciao. Enrica. Ah, Mannoia. Ma Vabbè. noi. E bravo il nostro Amedeo, un saluto dalla Chialucci. Ciao cara, Ciao grazie. Anita. Ci vediamo qua. Mi sembra che domani ci sia zia Marta. Anzi, domani c'è zia Marta. Raga, au. Anche a me piace tanto fare il karaoke, però perciò il giovedì sera non ci sono. Ma vi seguo sempre, visto che fate anche le repliche. Grazie di esserci. Un salutone affettuoso da Roberto da Nizza Monferrato. Ciao, Ciao Roberto, buona serata. E divertiti con noi. Cara Amedeo, la voce che assomiglia a Peppino Di Capri. Complimenti Tino. Te l'hanno già ma- detto? Sì, Tino, ma non vorrei sapere chi è Tino, perché io Tino ne ho. E Tino ce n'è tanti. Ne ho uno. Un mio caro collegato di lavoro, però pensa a lui. Vi seguivo con piacere, ma purtroppo piove Lello dall'Inghilterra. Ma dai, piove. Ciao Lello. Piove in Ti Inghilterra. ringrazio. Sì, probabilmente sì. Strano che piova in Inghilterra. Perché dove sta l'Inghilterra? Vabbè. Enrico, e con questo so 501, ma cosa vuoi che siano? Vabbè, fai tu. Ancora complimenti, ma si potrebbe avere un bis del tuffo in piscina, tanto stasera fa caldo? Cioè, bravo, grazie Fabio. Fabio, Germana, insomma, un abbraccio, un bacio. Inventeremo qualcosa prossimamente. Amedeo, voce toccante in napoletano. Teneteci sempre compagnia ogni sera per sempre, sì, ma se non mi filmate uno non vi può ringraziare, quello è importante. Ma scusami, soprattutto per sempre. Per sempre non c'è niente. Non lo so. Grande Amedeo, vorrei che cantassi Neffa, Taggiaverè. Taggiaverè, vabbè, vedremo. Aspetta, fermati. Come l'hai detta tu? Taggiaverè. Taggiaverè, bravo. Taggiaverè. E Taggiaverè. Taggiaverè no, perché ciao, ci rinuncio. la summa sti. La summa. Ciao ragazzi, siete i migliori, persone fantastiche, sia dalla TV che dal vivo. Vi auguro tutto il bene di questo mondo. Saluti da Nicola e Fabiana di Luserna San Giovanni. Un messaggio dalla mia Luserna Ciao San Giovanni. Nico, un bacio a te Fabiana. Grazie. Ciao Enrico, siamo amici della musica piemontese. Claudio Eros da Angrogna. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, buona serata anche a voi. Perché magari 2 o 3 brani poi in piemontese, sì e no, chi lo sa quando, li farà Amedeo. Ciao. Ciao Enrico, mi piacerebbe sentire da Amedeo e mo. Pierluigi da Diano d'Alba. Ho capito di chi è, di Peppino Di Capri. È di Peppino Di Grapi, e mo? Sì. Va bene, tu segnale, facciamo i compiti per la Poi prossima bisogna settimana. segnarselo perché sennò non riusciamo più a farlo. assolutamente. Ricordiamo che tutte le puntate sono visibili dal giorno dopo su YouTube nel canale di Casa Piretti, quindi se volete rivederle non solo alle 23:30 ma dalle 24, dalla mezza diciamo, sono visibili sul canale YouTube. Voi tutti Questa siete mi una piace. cosa grande. Questa è bellissima, Wow. grazie Beppe e Lori, grazie. Wow. Ciao a tutti, vai. Ciao a tutti, sempre bravi, complimenti. Le nostre gatte, mamma bella e figlia di BB Toilette, di gruppo da Gianluca e Carla Castagnola Lanze, salutoni. Ciao Grazie anche a voi, Gianluca, ciao salutoni. Carla, grazie. Ecco le gatte, viva le gatte, guarda che belle. Belle. Si vede che stanno bene, Lì tranquille. Mangiano, si vede che Mangiano. Adesso andiamo avanti, Amedeo. Abbiamo quanto tempo? Sì, un paio di brani ci stanno ancora, anche perché voglio dedicare il prossimo brano. Ho visto come Amedeo qui che è una canzone, mi serve una terza nel ritornello. Voglio dedicare il prossimo brano a tutte le mamme che devono tirare avanti la propria vita insieme al figlio da sole, senza un compagno che nella quotidianità di tutti i giorni possa aiutare, possa tenere compagnia, possa creare una famiglia. Ci sono molte mamme che da sole vanno avanti per la loro strada e portano avanti la loro vita e quelle di suo figlio. È dedicata a tutte voi.
Leggete la canzone che è bellissima. Un caffè per scaldarti il motore. Lunedì non è certo il giorno migliore, ma il bambino si sta per svegliare e lo specchio gentile non è per chi sta in piedi alle 6. C'è la radio che canta in inglese, come i tempi che scappavi di casa, disarmata, struccata e curiosa, sui gradini di un'altra città. In piazza si batteva il tamburo e lui sembrava un capo guerriero, e avevi 18 anni ed un mese da spendere viaggiando con lui, che aveva il passaporto francese e si faceva sempre arrestare. Un figlio, 2 valigie improvvise t'hanno fatto guarire di lui. Ti assomiglia davvero crescendo il tuo piccolo campione del mondo. È già un uomo gentile, normale, che ti trova bellissima e tu da un po' ti piaci di più. Facciamo ancora ritornare insieme, poi andiamo a leggere gli ultimi messaggi, ok? E i tempi sono caldi e migliori, puoi prenderti un permesso e sognare, ci pensi mentre fai da mangiare, o in centro sui gradini del tram, soldato hai combattuto ed hai pianto, e hai messo molti fiori al balcone. Ne avessimo di queste persone in giro per le nostre città. Una doccia di sole, un martini, mezzogiorno d'estate pieno di suoni. Hai ancora un gettone e lo spendi per te stessa, per dire di sì, na na, per dire di sì. Vai Fabrizio, se abbiamo tempo, proprio gli ultimi messaggi qua sul finale di questa grande puntata di Casa Peiretti. Vediamo un po' se ne abbiamo ancora. Vai, manca pochissimo. Ciao Peiretti, forza Milan, ciao carissimo. Forza Milan, ormai l'ho detto, però insomma io sono contento a prescindere. Ciao da Danny, da Vigliano, un saluto a tutte le donne, viva le donne sempre, forza La potenza donne. arrivava, mi adesso un grande Cataldo da Torino, grazie Cataldo. Merci Cataldo. No, è Tino da Volvera. Ok, ho sbagliato, ti ringrazio Tino. Ma te lo Mi presento. fa piacere. Te lo presento poi. Cioè, salutiamo tutta Volvera come salutiamo tutta Villa d'Ossola e il suo Maurizio. Io direi regia che è stata una gran puntata. Ma scritto chiudere, siamo perfettamente in tempo. Grazie Fabrizio e regia, grazie Giuliano, grazie a ognuno Grazie di a voi. tutti. E vorrei sentire da voi un applauso per uno straordinario Amedeo! Grazie a voi, grazie a tutti, buona serata. Riguarda la puntata alle Ciao. 23:30. Ciao regia. 23:30 la riguardiamo, è Sì, sempre sul 23:30, 30. anziché dormire guardiamo la puntata. Domani qui Luciano Bianchini e la zia Marta. Ciao.